C'è un filo sottile che lega luoghi, squadre, persone e storie. Per il Grifone è la seconda volta, la prima negli allievi, con un allenatore che di prime volte se ne intende. La stessa grandezza a cui mira la nuova Tor Tre Teste, sempre qui, sempre a Ciampino. Benvenuti amici di Gazzetta Regionale, è la finale del campionato Under 17 Elite. È Grifone, nuova Tor Tre Teste. In questo caso il B, il pallone proprio in verticale per la formazione rossoblu. Calcio di rigore. Il direttore di gara indica il dischetto. Palla battuta fuori con il sinistro, il gol! Nuova Tor Tre Teste in vantaggio, trasformazione perfetta da parte di Foriglio con il sinistro. Palla sotto l'incrocio e al terzo, nuova Tor Tre Teste 1, Grifone 0. A destro manda il pallone in verticale all'indirizzo di Picani, 1 contro 1 per Sotogulski, alto, sopra la traversa. Palla ancora in profondità, in questo caso sempre per Proietti, è stato lo stesso Tugulski a tenere il pallone, spera per Attasi che prova ad andare via con il sinistro, tenta il diagonale, fascia di riferimento, Foriglio prova a chiudere l'1-2 con Corradini riuscendoci, vicino a lui c'è Rossi, controlla il pallone, il numero 7 va all'interno della rigore, ancora Rossi, va là dentro ed è il 2-0! Raddoppio da parte della nuova Tor Tre Teste, di fare tutto da solo e allora allarga verso Proietti ancora con il sinistro, pallone all'interno della rigore, calcio di rigore, fallo da parte di Gaglione verso Picano, parte Picano con il sinistro, para Eliseo, tiene il pallone basso e Proietti, su di lui si alza il pressing da parte della nuova Tor Tre Teste con Foriglio, Corradini prova ad andare al centro dell'area di rigore, di sotto c'è Purello che viene invitato alla conclusione con il diagonale, si alza verso Attasi, si chiude l'1-2 tra entrambi i giocatori, ancora Tuguschi, prova il sinistro, c'è Eliseo, tocca quanto basta, il destro prova il dribbling, guarda all'interno dell'area di rigore, prova la conclusione, Causo la tiene bassa. Va in profondità il numero 3 del Grifone, su di lui c'è Foriglio, cross con il sinistro, palla per Attasi che tiene il pallone lì, ancora la conclusione ed è il 2-1, il Grifone riapre il match. Proietti invitato sulla sua verticale, a campo il numero 8 del Grifone, guarda all'interno dell'area di rigore verso Tugulski che si gira con il sinistro, chiude allora il pallone per il 2-2, Ercolani lo mette dentro, è parità. Tiene il pallone in verticale servendo Foriglio sulla sua, colpo di testa da parte del numero 10 che non trova però il pallone, fallo su Proietti, cartellino giallo da parte del direttore di gara De Marchi. Rosso, Tor Tre Teste che resta in 10 al 29esimo del secondo tempo, ancora Grifone e finisce qui, non sono bastati allora 90 minuti e oltre, palla verso Proietti, c'è sempre Di Crescenzio da questo lato, lo trova con il destro il numero 15, cross all'interno della rigore, colpo di testa e si va proprio ai calci di rigore. Terminano qui i 120 minuti 2-2 tra nuova Tor Tre Teste e Grifone. Fischio del direttore di gara, parte Foriglio, traversa, parte Alimonti, para Eliseo, 2-2 per il numero 1 della nuova Tor Tre Teste. Parte Zannini, gol, spiazzato il numero 12 del Grifone, Valerio Federici. Parte Pietro Paoli, gol, il Grifone pareggia subito 3-3. Santoro, para Federici, tiene il pallone lì, va alla battuta e arriva il gol del Grifone che si porta quindi avanti 4-3. Parte la rincorsa, la conclusione sotto l'incrocio contro Eliseo, gol di Formisano, 5-4. Parte Traunini ed è il gol. Parte Proietti e il gol! Il Grifone
Grifone è campione regionale Under 17 Elite per la prima volta nella sua storia. Secondo titolo in categoria da parte di Albino Isabella. Benedetti, calci di rigore per il Grifone, che in questo modo aveva vinto anche il titolo lo scorso anno in Under 15 Elite. Il Grifone è campione regionale per Under 17 Elite per la prima volta nella sua storia. I classe 2007 rosso-blu mettono un altro tassello nella storia del club.